Fumata nera al termine dell'incontro fra il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il Ministro dell'Interno Marco Minniti. Sul tavolo la richiesta di accorpare il referendum per l'autonomia con le elezioni amministrative. A seguito dell'incontro di ieri del mio collega Maroni, che anche per mio conto è andato a fare l'ultimo passaggio presso il Ministero degli Interni, ne viene fuori un'indisponibilità. Adesso ho l'impressione che assisteremo a un via vai di lettere, di attendismi o quant'altro. Noi andiamo avanti, punto e basta. Fino a quando non sarà fissata la data delle elezioni amministrative, la finestra della speranza di un election day non viene comunque accantonata. Dopo l'incontro con Minniti, Maroni ha parlato con Zaia, che sulla questione non è intenzionato a cedere di 1 millimetro. La Regione del Veneto si è dotata peraltro qualche giorno fa anche di un correttivo della legge che prevede anche la non election day, quindi i cittadini sappiano che nel 2017 noi faremo referendum. A sostegno del referendum per l'autonomia del Veneto c'è un'ampia maggioranza. La consultazione si farà entro l'estate, al più tardi in autunno, dice Zaia, che ai veneti ha promesso di trasformare il Veneto come Trento e Bolzano. Al governo la richiesta di mollare le materie degli articoli 116 e 117 della Costituzione e naturalmente i soldi necessari a realizzarle.